Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 19 marzo e auguri chiaramente a tutti i papà, ma diamo anche il benvenuto al nostro Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno a tutti. Voce squillante, alla grande. La Dai, gioia tutto della a posto? giornata odierna. Sì, è iniziata benissimo, direi. Già. Speriamo che sia solo un falso allarme. Buongiorno Faccio, ben trovato. Buongiorno Violetta. Buongiorno Nico. Non so se la Cremonese faccia più paura ora che è andato via Nicola. Beh, sicuramente può cambiare un po' la sua situazione. Il cambio di allenatore si fa anche per quello. Assolutamente. Buongiorno Francesco, buongiorno Nikas, buongiorno Marco. Buongiorno 131. Cosa ne pensi di questo cambio sulla panchina? Tra l'altro era già successo a Torino. Fuori Nicola e dentro Giampaolo. Tempo fa. Stesso avvicendamento. Stesso identico avvicendamento. Ma cosa ne penso? Penso che chiaramente insomma, era una cosa attesa, perché insomma 2 punti nel girone di ritorno è chiaro che insomma, qualunque società, ecco, poi è chiamata a intervenire in quel caso. Non so quanto effettivamente possa. Siamo in 2, Nicola. Ecco. Perché io non sono a quarto, ma anch'io da stamattina sono nella vostra stessa condizione. E quindi dicevo, bisognerà vedere effettivamente quanto poi il cambio di allenatore, appunto, con l'ingresso di Giampaolo possa effettivamente dare una scossa. È particolare perché di solito è il contrario, no? È Nicola che subentra a qualcun altro e non subisce lui il cambio. Successo anche a Salerno l'anno dopo di quella salvezza clamorosa. Esatto, però anche insomma, a Crotone mi pare era successo. Vedremo effettivamente poi che tipo di contributo saprà dare Giampaolo. Io credo che la Cremonese abbia vissuto cioè in un periodo più limitato e più compatto tutti i problemi che in qualche modo ha vissuto anche il Cagliari l'anno scorso con Nicola, cioè anche una gestione abbastanza stressante da parte del tecnico e del suo staff, della squadra, a livello mentale, a livello atletico, a livello di gioco. D'altronde poi se i risultati non ti accompagnano in questo cammino è un tipo di approccio secondo me un po' rischioso, soprattutto rischioso dall'inizio dell'anno. Ripeto, io parlo con cognizione di causa perché di fatto, avendo seguito tutta la scorsa stagione dall'inizio alla fine, ho notato anche questi passaggi, no? In qualche modo a livello proprio anche mentale e psicologico all'interno della squadra. Tant'è che io già la scorsa stagione dall'inizio dissi
Eh, se il Cagliari farà quello che vuole Nicola e se arriveranno i risultati sarà una stagione clamorosa. Se invece i risultati tarderanno ad arrivare o comunque non ci saranno al 100%, è una stagione rischiosa, comunque, perché è una stagione rischiosa. E così è andata, ecco, quest'anno secondo me con la Cremonese un gruppo molto più esperto rispetto a quello del Cagliari dell'anno scorso, tanti senatori, tanti giocatori, tante teste, ecco, aggiungo Forse troppe. anche forse troppe teste, esatto. Evidentemente poi le cose non sono andate benissimo e la società che pur, vi ricordo, cioè il famoso, non per tornare a Luperto in chiave Cagliari, ma guardiamolo dal lato cremonese, cioè Nicola aveva chiesto e ottenuto l'acquisto di Luperto, la Cremonese ha sborsato 5 milioni cash così, tac, sull'unghia per Luperto e con tutto il bene non mi pare che la situazione sia cambiata, ovviamente non per colpa di Luperto, sia chiaro, ci mancherebbe, però è chiaro che insomma, poi, sai, dal mercato di gennaio non sono neanche arrivati giocatori inadatti. È Si è arrivato arrivato anche Torsby, che comunque è un altro giocatore più che Juric. Insomma, capito. insomma. Quindi, però, ripeto, evidentemente ciò che non sempre ciò che si desidera, ecco, poi si realizza insomma, il cammino della Cremonese credo che lo dimostri. Assolutamente. Invece ci saluta tra gli altri Stefano che ci dice buongiorno ragazzi, buongiorno, buon giovedì e vigilia, sensazioni per domani. Tra l'altro ho letto prima una notizia, pare che il Napoli recuperi anche Lobotka, almeno per la panchina, quindi insomma sta ritornando poi giocatori chiave in casa Napoli. Scusate, per come la vedo io, domani il Cagliari dovrà fare la super partita, perché comunque il Napoli è una squadra in forma, una squadra che viene da 3 vittorie di seguito, è a un punto dal Milan. E quindi è ovvio che la partita di Pisa che ieri, ahimè, mi sono rivisto, perché non ero contento della prima volta. E insomma, ho Questa visto tendenza diverse... masochistica, dai, che Sì, abbiamo sì. in questi giorni. Esatto, esatto. E quindi ho visto ancora meglio certe situazioni. Ovvio che la partita di Pisa deve servire, per quanto mi riguarda, ecco, queste sono le cose da non fare in una partita di calcio, fondamentalmente. Però vedremo oggi che cosa dirà Pisacane in conferenza. Tu invece come la vedi domani, Fra? Ma io vi dico, può sembrare strano quello che dirò, però ehm, il fatto che Napoli recuperi tutti i big, quelli che erano rimasti fuori, per me cambia poco, nel senso che comunque anche senza big sarebbe stata un'impresa, cioè sarebbe un'impresa da tentare, ecco, una montagna da scalare, usate la metafora che preferite in questo caso. E quindi, insomma, eh, credo, sinceramente che a prescindere da chi giochi nel Napoli, il Cagliari debba pensare a se stesso. E soprattutto perché appunto il jolly bruciato domenica a Pisa ti mette nella condizione scomoda, certamente, di non fare calcoli. Cioè non puoi più fare calcoli. Non puoi più fare calcoli perché le partite in cui potevi effettivamente fare calcoli, non, cioè, in quasi tutte hai dimostrato di non saperli fare e quindi basta mentalità appunto da speculativa perché questo Cagliari probabilmente non riesce a essere speculativo. E quindi meglio fare la partita del cuore, del cuore nel senso non la partita del cuore cantanti Sì, sì, contro sì, sì. giornalisti, la partita del cuore, cioè quella che ha fatto il Pisa domenica, ecco, fondamentalmente. Esatto. E io riparto sempre alle parole di Pavoletti, cioè Pavoletti sa la stampa ci ha detto, questa partita cosa ci lascia? Dobbiamo prendere spunto dal Pisa, ecco, questo è. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Comunque abbiamo il nostro primo ospite, quindi lo facciamo E entrare. facciamolo entrare!
Eccolo qua. Ciao Nico, Con un Buongiorno. bentrovato. outfit Grande. clamoroso. Buongiorno, Ragazzi, Nico. oggi in canadese. È roba Che seria, c'è sta? È però. roba seria. La Ti si canadese è vede. seria, cioè mica così, mica robetta. Insomma, è un bel pezzo di storia. A parte stanno utilizzando di nuovo adesso questo tipo di felpe. Fa anche i complimenti Roberta, non a caso, ma insomma, Vedi? d'altronde l'occhio estetico, Vedi? c'è poco da fare. Infatti, Gianluca dice: Grande Nicola, vestito da Chiappucci. E infatti, ecco dov'era la. Se guarda dietro ci sarà sicuramente qualche marchio che giustamente Nicola ha lasciato dietro e non davanti perché non ci pagano e quindi è giusto che non dobbiamo dare spazio. Va bene, Nico, a parte queste corbellerie, insomma, oggi è giovedì, sono passati già 4 giorni dallo sfacelo di domenica contro il Pisa. Guarda, Hai l'ultima un volta ci siamo po'. sentiti dopo Eh. Cagliari-Lecce, quindi non può essere peggio di quel Ecco. Guarda, giorno. non lo so, Ecco, in vedi? realtà non lo so Attenzione. perché non lo so Hai perché ragione, siamo lì, più o meno siamo le lì. vibes di Pisa per me sono peggiori anche di quelle di Cagliari-Lecce. Però proviamo ovviamente sempre ad analizzare il tutto molto a freddo perché, ripeto, sono passati 4 giorni e domani si gioca. E quindi a te cosa ha lasciato la partita di domenica? Un po' mi ha lasciato l'impressione che questa squadra, questo gruppo, vuoi per la giovane età, vuoi perché l'allenatore è esordiente, non lo so, avverte tremendamente la pressione delle partite importanti. Vai a Genova e perdi 3-0, arriva il Lecce e la sbagli in casa, vai a Pisa per un altro match ball e non la giochi. Cioè ci sono partite che il Cagliari proprio non gioca e questo... eh, e questo è interessante da analizzare, un po' inquietante, ma interessante. L'altro dato di questa stagione è che subito dopo alcune partite non giocate, per le tante ragioni che stavo cercando di mettere sul piatto poco fa, inesperienza, pressione, eccetera, eccetera, a ogni partita sbagliata faceva da contraltare una partita impossibile azzeccata che magari non porta punti, ma il Cagliari ha sempre reagito alle libecciate, per usare un po' un lessico ranieriano Mm. di qualche anno fa. E quindi domani mi aspetto una partita gagliarda. Fare i punti col Napoli è molto difficile anche a seguito di partite gagliarde, come ci ha insegnato la Coppa Italia, come ci ha insegnato la partita d'andata a inizio campionato, in cui il Cagliari meritava punti, meritava forse addirittura il passaggio del turno in Coppa, ed è tornato a casa con delle sconfitte. Quindi non basta giocare bene con il Napoli per portare punti a casa, forse non bastano neanche più gli applausi per invece citare il lessico di Pisacane di quest'anno, ma serve sicuramente dare un segnale e serve cominciare a fare punti anche con le squadre con cui non ti sarebbe richiesto, perché diceva bene Francesco poco fa, il bonus che si poteva giocare a Pisa e che non è stato favorevole impone di andare a cercare i punti salvezza che mancano altrove e quindi questo bisogna fare. Luca? Ci sta il tuo discorso, Nico. Tra l'altro sono 3 sconfitte, hai ricordato Genova in casa con Lecce e in trasferta a Pisa, 3 sconfitte diverse. Perché comunque a Genova hai perso 3-0, il Cagliari comunque ha giocato. Lo stesso De Rossi aveva detto risultato troppo pesante. Con il Lecce c'è stato, sto usando questi giorni il campanellino d'allarme. Col Pisa è stata una tragedia, perché comunque col Pisa hai fatto degli errori che forse hai visto a inizio stagione quando ancora i giocatori non si conoscevano, degli errori veramente banali, anche da marcature, da situazioni, da falli laterali che non dovevano creare comunque delle paure. Ecco, probabilmente non hanno creato le paure e hanno subito i gol. Quindi la partita di Pisa lascia sicuramente un'amarezza perché era stata anche caricata come gara. E quindi a quel punto dici, la differenza rispetto alle altre è che il campionato mancano 9 giornate. A questo punto però il Cagliari domani deve fare la partita, ma in generale questo ritiro, questo mini ritiro, vuol dire anche che deve cercare la concentrazione. Secondo me è un discorso di concentrazione, oppure effettivamente il Cagliari non è proprio in grado di giocare queste partite. Ah,
Allora, un po' forse davvero subisce la pressione degli scontri diretti. Un po' Luca, io credo che tirare la carretta per più di 2 mesi con una squadra ridotta all'osso e con gli 11, 12, 13 effettivi che da 2 mesi stanno facendo gli straordinari, caricandosi la responsabilità sulle spalle per riuscire a proporre delle prestazioni adeguate al livello. Ecco, forse a lungo andare il Cagliari sta pagando anche questo. È vero che i giovani alla fine hanno risposto presente, ma caricare sulle spalle di questi ragazzi la responsabilità dell'ennesimo scontro diretto dopo 2 mesi appunto di straordinari e di buchi tappati, ecco, alla fine probabilmente questo bug del sistema finisce per presentare il conto. Quindi diciamo che se domani dovesse arrivare anche solo una prestazione incoraggiante contro il Napoli, si va alla sosta cercando di recuperare un po' di titolari, di avere 5 cambi all'altezza della situazione e poi andare al rush finale della stagione adesso davvero, dopo la sosta, e con le energie ricaricate, senza più alibi di sorta, senza più pressione, senza più gli 11 effettivi rimasti al netto degli infortuni che hanno dei cali fisiologici comprensibili, ma andare fino in fondo dopo la sosta con compattezza e con la mentalità che serve per affrontare un finale di campionato che speravamo noi non dover rivivere, ma tutto sommato la dimensione del Cagliari negli ultimi anni è sempre stata questa e sembrerebbe che non faccia eccezione, anche perché poi dopo la sosta a metà aprile ci sarà un drammatico Cagliari Cremonese che chissà che col cambio di allenatore non abbia se non altro un sussulto d'orgoglio, ecco. Fra? Effettivamente, Nico, è proprio questo poi il discorso, è quello che diciamo anche poi ieri con Diablo, cioè il fatto che tu fino a queste ultime settimane avevi costruito un percorso, no? Avevi seguito un percorso sicuramente con alcuni inciampi e quant'altro, però in cui ti eri sempre tenuto a debita distanza dalla zona rossa, dal pericolo, da tutti i pensieri più negativi di questo mondo. Però di fatto poi ti sei ributtato dentro, un po' perché appunto, come hai detto giustamente tu e lo diceva anche Ale ieri, comunque è una squadra relativamente giovane, soprattutto in quelli che dovrebbero essere i big. È giovane nel senso, torno a dire, non solo di età anagrafica, ma giovane anche di esperienza, cioè di effettivamente di gestione di momenti difficili, ecco, e di gestione di momenti difficili da leader, perché un conto è attraversare un periodo difficile di una stagione e sei, non dico l'ultima ruota del carro, però magari sei il ragazzino, sei quello che ha meno responsabilità di tutti, sia da parte dell'ambiente che da parte del gruppo. Diverso è quando invece arrivi da un'altra parte con anche diverse aspettative, anche per provare finalmente a cambiare sia la tua di carriera, ma anche quella che può essere l'inerzia della stagione per la tua squadra. Ogni riferimento ovviamente a Esposito, Foloruncio, questi giocatori qui è ovviamente voluto, cioè sto parlando di quelli nello specifico, se ve lo chiedete, se ve lo state chiedendo. Però effettivamente la cosa che dispiace è che tu avevi tutte le possibilità che ti hai ricostruito, che il campionato ti aveva lasciato, che è una stagione disgraziata di alcune società che di solito stanno in altre zone della classifica, ti aveva regalato, Fiorentina, Torino, giusto per fare due esempi. Io credo che proprio il rammarico maggiore, sia da parte dei tifosi, ma in generale un po' di tutto l'ambiente, stia proprio lì. Nel fatto che tu nel momento in cui dovevi fare il passo, alla fine sei caduto. Ed è la stessa problematica, se ci pensate, che ha avuto il Cagliari di Nicola l'anno scorso. Se voi rianalizzate la stagione del Cagliari di Nicola dell'anno scorso, faceva un paio di partite buone, ottime, clamorose, poi quando c'era l'esame
il cosiddetto Lo esame, no? sbagliava, esatto. Lo sbagliava regolarmente. Questa Regolarmente. squadra invece, quella di quest'anno, ti aveva dimostrato in alcune situazioni di essere diversa. Pensate per esempio alla vittoria col Verona, cioè che arrivava dopo la vittoria della doppia Q, chiamiamolo così, cuore e altro, contro la Juventus, la vittoria di testa contro la Fiorentina, di testa e sofferenza contro la Fiorentina. Il Verona sembrava il trappolone classico in cui il Cagliari di solito negli ultimi anni cadeva sempre, e invece ne era uscito bello tronfio, perché non solo aveva vinto, ma aveva stravinto 4-0 e tutto. Ecco, cosa è successo secondo voi lì? Nico, cosa è successo? Cioè, Io continuo a dire che, per esempio, sentito salvo? Ah, non saprei, forse inconsciamente sì, però continuo a dire che anche rispetto alla stagione di Nicola, oltre alle differenze che tu evidenziavi, davvero non possiamo non considerare che affrontare 2 o 3 mesi di campionato senza 5-6 titolari, non 5-6 uomini che possono subentrare a partite in corso, 5-6 titolari. Leggevo prima un messaggio in sovraimpressione che il Cagliari non fa le coppe, non ha impegni infrasettimanali, però il Cagliari per 2 mesi abbondanti, questi ultimi due, ha giocato con 11 uomini contati e un paio di cambi accrocchiati fuori ruolo, giusto per far rifiatare qualcuno. Questa secondo me è una cosa che non si può non considerare, non sottolineare ogni volta che cerchiamo di capire perché una classifica che poteva essere consolidata e poteva essere rassicurante in maniera diversa. Se guardiamo il Parma a 34 punti, 4 punti soli in più del Cagliari, quanto più sereno è adesso, ci rendiamo conto che bastava davvero poco per affrontare questa fase di marzo con un umore diverso. Ecco, dentro quei 4 punti, secondo me, ci stanno un po' di legamenti crociati, ci stanno un po' di muscolature che saltano. De Jong fuori 3 mesi, ragazzi. Gaetano e Foloruncio sono tornati da poche settimane, Mazzitelli si infortuna nel momento migliore, perdiamo Gaetano quando sembrava proiettato non in una nuova fase del suo campionato, ma nell'aura della sua carriera, no? In questa veste da Pirlo isolano, ecco. Per cui molto banalmente, oltre a dei limiti evidentemente, no? Di carisma complessivo e di esperienza e di gestione delle situazioni di stress e di pressione, oltre a quello, secondo me, una squadra delle dimensioni del Cagliari di fronte a questo stillicidio di infortuni non può reagire diversamente da così, ecco. Poi certo, in realtà diversamente si possono fare tante cose, per esempio non sbagliare sempre l'approccio delle partite decisive o almeno cercare di Almeno non rientrarci, prendere no? gol, sai, anche Esatto, quella almeno sarebbe una cercare di cosa rientrarci, importante. no? Quando sbagli l'approccio, che cosa puoi fare? Resettare e rientrare in partita, ecco. Quello si può fare anche quando si è molto sotto pressione, però ripeto, quando la pressione dura da mesi, i giri a vuoto sono più probabili che in situazioni di normalità. Che poi è un po' il tema, Luca, che ti sta particolarmente a cuore, giusto? Assolutamente sì, perché comunque questo dato, adesso il Cagliari è l'unica squadra in Serie A non aver segnato nei primi 15 minuti, era insieme al Bologna, il Bologna ha segnato la scorsa giornata con Dallinga al quarto minuto contro il Sassuolo, ora il Cagliari è l'unica squadra, ha avuto le occasioni, c'è stata nell'ultimo la traversa di Obert, però è un dato, questo è un dato che rimane. Nelle prime 29 giornate il Cagliari ha 0 gol nei primi 15 minuti e ha subito 7 gol. Quindi tolto il Sassuolo, che ne ha subito 9, ma che è una classifica ben diversa, il Cagliari ha pari punti con Parma e Cremonese. Quindi questi sono dati che, infatti, se riuscirò sarà appunto la domanda che farò oggi a Pisacane, cioè c'è un problema di approccio. Cioè tu come entri in campo? Perché, ok, non segno, ma almeno non prenderlo il gol. E il gol subito a Pisa è incredibile. Perché in teoria era un'azione, un fallo laterale. Un'azione ripresa che poi è riandata la palla a Moreo, no, a Tramoni mi pare. Un cross, respinta e poi un contrasto assurdo perché a quel punto fallo tirare, era comunque un difensore centrale. E in porta i Un fallo Caprile. assurdo. E in porta è Caprile, cioè il Pisa, con tutto il rispetto, ci mancherebbe. Però tu hai rianimato una squadra che non era in rianimazione, peggio.
peggio. E soprattutto, ok, dici, l'altra cosa che mi ha sconvolto, vabbè, ne abbiamo parlato anche con Frattero il primo e il secondo tempo, adesso rientrano, babam, e prendi 2 gol, uno peggio dell'altro. Cioè, il secondo gol è assist di Folorusso di testa, che dal nulla va di testa all'indietro in piena area. Ma io giocando esordiente non aver visto a campo per un mese per un errore del genere. Quindi manca proprio la concentrazione. E questo a me un po' preoccupa, ve lo posso dire, mi dispiace dirlo, però a me un po' preoccupa perché è proprio un'involuzione e mancano 9 giornate. Non è che dici manca, vabbè, mancano 4 mesi, 9 giornate. È un calendario non semplicissimo. Quindi deve cambiare questa mentalità, per forza. Non sono io allenatore, quindi non posso dare soluzioni. Io posso solo vedere e commentare quello che vedo. E la partita di Pisa l'ho voluta rivedere proprio per quello, per rendermi conto ancora di più di come è stato sbagliato tutto. E quindi allora io a te dico, Nico, era stata caricata troppo questa partita. Cioè, si è parlato di match point, è la prima volta che era stato detto match point, contro il Pisa che non vinceva da novembre, una vittoria, 4 gol in casa in 14 partite. Come ha fatto a sbagliarla? Eh, Però se ci pensi non è la prima volta che Pisacane dice ho caricato troppo questa partita. Lo aveva detto anche dopo Lecce, accollandosi appunto La delle responsabilità. responsabilità che forse non gli competono fino in fondo. Voglio dire, un allenatore che lotta per salvarsi, perché non dovrebbe caricare in maniera importante 2 scontri salvezza contro squadre che stanno sotto e che potrebbero farti staccare il biglietto per magari non definitivo, non matematico, ma per un finale di campionato tranquillo? Perché non dovrebbe caricarla con vigore? Dopodiché, se ci pensi, un'altra cosa che ha detto Pisacane in questi mesi, in quella intervista ormai diventata molto famosa alla Gazzetta dello Sport, rispetto alle giovani generazioni, è questo il suo modo di fargli da scudo, evidentemente, quando dice ho caricato troppo la partita e i ragazzi non hanno retto la pressione. Ecco, quando lui dice che le generazioni precedenti, la sua per esempio, quando il gioco si fa duro, dicevano gli allenatori, i duri cominciano a giocare, i ragazzi adesso rispondono che quando il gioco si fa duro non bisognerebbe essere qui. Quindi questo è ancora, secondo me, il modo di Pisacane di leggere le fragilità dei ragazzi che sta allenando. Dopodiché il gioco sta cominciando davvero a farsi duro, quindi in qualche modo non essere qui non è un'alternativa, ecco, perché le partite vanno giocate sino alla fine di maggio. Ehm, è chiaro che altre 8 gare con l'approccio di Pisa, soprattutto del secondo tempo, dici bene Luca, soprattutto del secondo tempo, quando ci si immaginava con la superiorità numerica di fare una partita se non altro diversa, ecco, altre 8 partite con quell'approccio ti portano dritti verso guai seri. eh, ma ripeto, sfanghiamo Napoli in qualche modo, anche solo con una bella partita, e andiamo alla sosta a ricaricarci non solo mentalmente, ma anche fisicamente col recupero vero, effettivo degli infortunati che un po' adesso stanno forzando per essere a disposizione, ma evidentemente non sono ancora al top. E poi, secondo me, si apre una parte di campionato finale in cui si possono fare dei discorsi più veri, più concreti, più giusti, con gli elementi, ecco, con gli elementi a disposizione più probanti, ecco, di questa fase di crisi, di emergenze, di montagne russe e di risultati che da un mese arrivano col contagocce sotto forma di punticini, di pareggi. Fra? Non vi vedo convinti, però, avete No, delle No, 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 sai risposte? cos'è? no. No, stavo Non è leggendo un po' i facile. commenti e ci sono diverse cose, diversi temi interessanti Esatto, infatti. da snocciolare, da affrontare. Eh, Tanto leggevo prima, se perde col Napoli rischia Pisacane, secondo me no, cioè nel senso che comunque eh, non è ancora una cosa, una possibilità, ecco.
messa sul tavolo, e secondo me non lo sarà neanche nelle prossime settimane. Sul discorso, sono ragazzini che però hanno stipendi da grandi, che in Champions League giocano squadre con età media inferiore al Cagliari. Secondo me sono esempi che hanno il giusto valore, ma fuori contesto rispetto a quello che è il calcio italiano, rispetto a quello che è la piazza di Cagliari. Cagliari quest'anno e anche l'anno scorso in realtà ha scelto la linea degli italiani, ha scelto la linea di puntare su tanti giocatori italiani. Infatti l'altro giorno è uscita proprio la statistica che è la squadra con più italiani in rosa. Ecco, questo può essere uno spunto. Dico a Nikash, che è colui che ha fatto la domanda, cioè chiediamoci perché il calcio italiano va in una direzione che non è sicuramente quella più rosea in assoluto. Ecco, lì si può discutere, cioè hai un calcio italiano che in questo momento non rende, tu punti tanto sugli italiani, gli italiani non vanno bene, e quindi poi alla fine anche il rendimento di una squadra che sfrutta tanti italiani segue un po' quel trend. Poi ovviamente non è matematico, non è che sia necessariamente così, però chiaramente se analizzi un po' di statistiche capisci che insomma effettivamente le difficoltà ce le hanno tutte quelle squadre che soprattutto puntano molto su giovani e su italiani. Poi il discorso degli stipendi, ne parlavamo l'altro giorno, adesso non mi ricordo con chi, sì, con Nando Mura. Facciamo un parallelo anche con i suoi tempi, insomma, quando lui era al posto nostro ed era insomma a metà più o meno della sua carriera giornalistica, quindi parliamo del calcio italiano degli anni 80, 90, primi anni 90, e si parlava appunto di un mondo completamente cambiato, cioè all'epoca chiaramente la società era diversa, il calcio era diverso, cioè lo sport era diverso, perché lo sport è una delle tante facce della società che stiamo vivendo, e quindi fare anche dei ragionamenti che riguardano troppo, o meglio, che rimandano troppo al passato, secondo me si rischia di essere un po' fuori contesto e fuori focus, e lo dico io da 41enne che ha visto e sta vedendo cambiare il mondo sulla sua pelle di fatto, no? E quindi poi quando io mi fermo no, quello no, parlare di collagene. quello no, quello non sono ancora a quel livello, non sono ancora arrivato a quel livello, però nel senso è chiaro che sta cambiando un po' tutto, e io credo che sia pacifico che se andiamo a fare un raffronto tra i ventenni del Cagliari di Ranieri del 1990-91 ai ventenni del Cagliari attuale, probabilmente le responsabilità, ripeto, lo stesso mondo che si viveva era completamente diverso rispetto a quello attuale. Si potrebbe fare un discorso sociologico enorme su questo, no? Sul fatto che tu, 14enne, magari sei in vista in un vivaio di una squadra italiana, fai molto bene, appena c'è la possibilità di cambiare squadra e magari andare all'estero, arriva la big dall'estero che ti compra, anche se poi alla fine la società di appartenenza non dà manco un euro. Ti compra come? Ti compra con la macchina per te, per i tuoi genitori, ti compra con un appartamento, insomma tutte queste cose qui. Quindi adesso non per fare il qualunquismo, però sono cambiati molto i tempi, quindi anche da quel punto di vista non rendersi conto che chi è giovane adesso vive un momento di profonda incertezza, molta più incertezza rispetto per esempio magari a quella che potevano avere i ventenni appunto 30 anni fa, credo che sia un dato di fatto, cioè non mi sembra di dire niente di nuovo, niente di particolarmente intelligente, ok? Ciò detto, è chiaro che, tornando appunto al discorso di Pisa, al di là di quella che può essere la fragilità del singolo, però se ci pensate, nel secondo tempo è rientrata una squadra che non aveva Mina, che di fatto è uno dei leader riconosciuti di questa squadra, e che forse i due giocatori più
di leadership, di maggiore leadership, ce l'aveva agli estremi. Caprile e Pavoletti. In mezzo c'era poca esperienza, c'era poca responsabilità, cioè pochi giocatori abituati a prendersi anche responsabilità, no? E secondo me più che altro è quello il problema, cioè il fatto che nel momento decisivo il Cagliari in campo avesse i due poli di leadership e di personalità appunto agli estremi, quindi in porta e al centro dell'attacco, e in mezzo c'era tanta confusione. E secondo me, chiaramente non ho la riprova di quello che sto dicendo, però per quanto mi riguarda, secondo me mancava quel tipo di anche leadership, di capacità di gestione del momento difficile, cioè nel momento in cui tu rientri in campo al primo errorino crolli, perché poi di fatto questo è stato, perché il Pisa segna con Caracciolo su assist di Folorunscio, e lì secondo me si è proprio staccata la testa definitivamente, perché una volta che accade questo fatto poi il Cagliari prende il 3-0 su calcio d'angolo, arrivato, insomma, se vi siete rivisti il replay, no? Caracciolo che da solo in mezzo a tre, tranquillo, mette in porta, ecco, cioè secondo me più che altro è quello, cioè la mancanza di personalità nel momento decisivo. Leggevo prima, e te lo chiedo anche a te Nico, perché è un tema che è venuto fuori anche ieri, il Cagliari è crollato proprio in coincidenza con il ritorno dei giocatori recuperati, che in questo caso erano Mina, Gaetano e Mazzitelli, nello specifico, che non c'erano nelle partite precedenti. Quanto può essere un caso e quanto invece insomma, è stato effettivamente un problema magari anche di condizione più che fisica, proprio mentale, cioè di approccio anche da parte loro. Che secondo me, Fra, nella lettura di questo dato, secondo me le questioni da analizzare sono due. Una, come dicevi tu, giocatori che tornano dopo settimane o mesi di assenza hanno bisogno di minuti di partita vera, non di allenamento, per ritrovare la gamba, il ritmo, la testa e anche il carisma, la personalità giusta per illuminare il campo e per essere un riferimento per i compagni. Due, secondo me, la grande attesa del ritorno di qualche titolare può avere anche inconsciamente fatto sentire qualcuno che tirava la carretta da molto tempo un po' più leggero. Ecco, è tornato papà e allora io posso rilassarmi, siamo tutti più tranquilli. E invece no, bisognava continuare a tirarle a questa carretta e a star dentro le cose come se l'emergenza non fosse finita, perché di fatto l'emergenza non è finita. Quando c'è un obiettivo ancora da raggiungere e quando i tuoi compagni di squadra hanno in realtà molto bisogno di essere supportati e sostenuti per questo loro reinserimento. Dopodiché è tutto vero quello che dici sulla mancanza di leadership in settore chiave del campo in quella fase specifica della partita di Pisa. Se pensiamo negli ultimi anni a quanto è stato decisivo, pur usurato dal tempo e pur con un minutaggio ridotto, Nicolas Viola nei momenti in cui entrava nelle fasi più roventi e delicate della partita, no, ci rendiamo conto di quanto l'esperienza pesi, di quanto la qualità e la testa siano importanti per gestire, per leggere proprio i momenti chiave di match importanti. Rispetto poi al discorso sui giovani e sui soldi che facevi tu qualche tempo fa leggendo uno dei messaggi, facendo il paragone con i ragazzi degli anni 90, o se vogliamo scomodare anche quelli degli anni 70, mi viene sempre in mente Paolo Conte quando diceva era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti. Ecco,
Mi sembra esattamente quella roba lì, basta andare a rivedersi le figurine, gli album di figurine di quegli anni. C'erano 22enni che sembravano no, dei portuali irlandesi dell'Ottocento, con una vita vissuta sulle spalle, la faccia segnata e una barba che no, in questo momento temporale non siamo più abituati a vedere neanche morfologicamente. La figurina di Bergomi al Mondiale di Spagna nel 82 con quel Il Con i baffone, baffetto. baffoni. baffone ottocentesco, anche lui, aveva 18 anni, quindi è vero che è cambiato il mondo, come dici tu, ma se andate a leggervi i giornali degli anni 60 e 70, che noi siamo abituati, no, ad associare a un calcio romantico in cui il denaro non aveva ancora inquinato la purezza del sentimento. In realtà quei giornali sono zeppi di riflessioni su quanto giusto fosse pagare così tanto i calciatori. Chissà quanto meno prendevano in percentuale al calcio che conosciamo oggi. Però era già un tema allora, perché comunque era una vita da privilegiati. Il Cagliari dello Scudetto, che era pesantemente sovvenzionato dalla regione, ci sono inchieste di giornalisti importantissimi che andavano in giro a chiedere: ma la regione deve finanziare il Cagliari Calcio o la sanità? Per cui questi sono davvero temi che si annidano alle origini di questo sport, e che non saremo noi tre a dirimere stamattina, ecco. Assolutamente, assolutamente. No, poi anche per aggiungere, poi sempre perché il tema che ha smosso Nikash mi interessa molto, quindi continuo anche un po' cioè mi piace proprio, ok? Quindi grazie Nikash davvero per questo spunto di riflessione. Secondo me, anche quando poi dici, per esempio, Cellino l'avrebbe messo fuori rosa in 2 minuti, no? Parlando di Esposito che fa il post sul fratello, tra l'altro ieri espulso in maniera veramente, vabbè, per doppia munizione nella sconfitta della Sam, quindi non andiamo a mettere sale su altre ferite. Però dicevo, secondo me io sarei molto curioso, ecco, di vedere oggi un Cagliari celliniano con i social. Me la butto lì come provocazione, no? Perché ma quando c'era Cellino i social non c'erano a Cagliari. C'era Almeno. altro. C'era altro, ma non c'erano i social, cioè nel senso che non c'era quella immediatezza Certo. anche del esprimere la propria opinione da parte del calciatore. Cioè il calciatore o parlava in TV o rilasciava interviste, oppure parlava con gli amici, però non era una roba pubblica. Certo. Ma poi so se posso riesco a dire che spiegare. il calcio di Cellino al tempo dei social l'abbiamo visto sino a pochi anni fa, cioè, insomma, sino all'anno scorso, fino a che il Brescia non è No, però fallito. dico E del Cellino non è stato un cagliaritano, calcio che ci fa provare nostalgia per aver perso un fuoriclasse. Sono già più di 10 anni che il Cagliari è cambiato No, presidenza. La presidenza Cellino è stata un ventennio con lati positivi e lati negativi, con tanta Serie A, con stagioni indimenticabili, con slanci di romanticismo che ancora ci raccontiamo, e con una fase conclusiva in cui che cosa emergeva sopra ogni cosa? Il fatto che non avesse più voglia, sostanzialmente, che avesse bisogno di stimoli nuovi dopo 20 anni di vita dedicati a quello, mi sembra perfettamente comprensibile. Quindi, sì. No, però io, quindi va per bene non così, spostare sul ecco, va bene discorso tutto. di Cellino, no, io torno sul discorso dei giovani e dei social e quant'altro, perché sempre Nicas dice chi fa il calciatore professionista fa una vita completamente diversa dai comuni giovani italiani. Secondo me è vera al 50% questa frase, Nikash, nel senso che fa la stessa vita di molti giovani, ma con un pacco di soldi in più. Che in una società come quella che stiamo vivendo oggi, che c'è un impoverimento culturale totale a tutti i livelli, cioè dai giovanissimi fino ai più grandi, diventa un problema, perché tu, mentre prima i soldi li gestivi in maniera diversa, perché appunto tu hai fatto l'esempio dei calciatori degli anni 80, 90, cioè di solito all'epoca
ripeto, chi ha conosciuto magari qualche calciatore in quel periodo, tanti cosa facevano? Che so, faccio un esempio banale: 10 milioni al mese, 5 li stugio, così come si suol dire, no? 5 li metto, E li 5 li metto da parte, spendo. e magari a fine anno mi compro la casa Villa Simius, che può essere la casa anche in centro a Cagliari, e via dicendo. Ok, ora, ma questo non vuole essere cioè colpevolizzare, ognuno spende i suoi soldi come preferisce, ci mancherebbe altro. Però andate al centro sportivo di Assemino, oppure andate anche, io sono andato al centro sportivo di Monza e via dicendo. Guardate le auto dei calciatori. Cioè, sono tutte auto che fino a qualche anno fa si potevano permettere soltanto i big, cioè il Del Piero di turno, il Totti di turno e quant'altro. E quindi probabilmente c'è effettivamente un discorso legato anche a una circolazione molto leggera, diciamo così, dei soldi, una gestione un po' più leggera rispetto al passato, ma è tutta figlia dei nostri tempi, continuo a dire. E anche su quello, appunto, colpevolizzare eccessivamente la categoria, secondo me, cioè, si sta puntando da una parte non completamente giusta, ripeto, secondo me. Sono dei giovani e come giovani hanno sicuramente, come tutti gli altri, solo che sono più ricchi. Ma non è che il fatto di avere soldi ti impedisce di avere problemi, di avere pensieri, di avere preoccupazioni. Ecco, giusto per banalizzare e per semplificare molto il ragionamento. Sicuramente vivi meglio rispetto ad altri dal punto di vista appunto dell'agio, però poi comunque devi vivere. E ripeto, i problemi ce li hanno tutti, al di là di quello che può essere poi il conto in banca. Nico, quindi domani che partita ti aspetti? Mi aspetto una reazione. Mi aspetto che si onori la partita, mi aspetto battaglia. Il Cagliari ha già dimostrato quest'anno di saper mettere in difficoltà il Napoli in tutte le sue versioni, quello senza infortunati, quello un po' rimaneggiato di Coppa Italia, per cui sono moderatamente fiducioso, ecco. Non credo che andremo allo stadio per vedere gli altri giocare, ecco. Sì, anche perché, come abbiamo detto anche Vero. ieri, Nico, la partita più facile del mondo da preparare è questa. Beh, Perché sì, gli arriva una stimoli vengono big, da viene a sé. casa tua, tu hai fatto una Giochi, figura di cacca epica, quindi c'è cioè, De Bruyne si che hai prepara visto da in sola, televisione no? per tutta la vita e vuoi provare a Esatto. vedere come Come, funziona. come da Sì, sì. vicino. Cioè, la cosa più semplice di questo mondo. Vedremo se ci sarà poi la famosa risposta di cuore e di testa, perché non è soltanto il cuore, ma ci sarà bisogno di tanta testa anche domani contro il Basterà, secondo Napoli. me, per preparare questa partita rivedere le precedenti due, cioè far capire che è possibile, che questa squadra ha le risorse tecniche, morali e di temperamento, ecco, per giocarsela davvero questa partita. Lo ha già fatto, basta davvero Che tra riguardarsela. l'altro, ti blocco, sarà la prima in casa, le altre due erano tutte e due a Napoli. Vero, Quindi c'è vero, anche questo vero. fattore ambientale che non è così da sottovalutare, anzi, tutt'altro, perché sicuramente lo stadio domani sarà un catino, ancora di più rispetto alle ultime partite. Questa è Speriamo. la speranza, esatto, perché la Nico, speranza. grazie ancora una volta di essere qui. Promessa, la prossima Grazie volta ti davvero. invitiamo dopo una vittoria, quindi speriamo di poter invitare a brevissimo, va bene? Le ultime Allora, due ti sei immolato esatto, ti sull'altare ringraziamo per delle, questo. delle brutte Grazie. sconfitte, quindi prossima volta cercheremo di invitare dopo una prestazione migliore da parte del Cagliari. Grazie però come Affare sempre e un fatto, buon abbraccio. Ci lavoro sta. ragazzi, a presto. Grazie Ciao Nico, Nico, buon ciao. lavoro a Ciao, te. ciao. Ciao Ciao, ciao, ciao. ciao ciao. Eccoci qua. Eh, Detto su una cosa, e volevo chiudere un po' il tuo sì. discorso, che il problema non è che Esposito posti il gol dei fratelli. No, vabbè, ma il discorso di Esposito ha fatto bene a Un citare un discorso magari esempio più pratico. ampio, il discorso è più ampio, ovvero, io la vedo così, questi 2 giorni concentrazione totale verso la partita la gara di domani.
Quindi questo mini ritiro deve servire un po' per... non voglio usare un termine bellico perché non è periodo, però non uso il termine bellico, però domani ci vuole la corazza e ci vuole la testa, ecco, accendete, ricaricate per bene le pile perché domani è una partita importante sotto tanti punti di vista, non solo per la classifica, per il tipo di gara, per la squadra avversaria, per quello che Cagliari sente quando c'è comunque Cagliari-Napoli e anche per dare comunque una gioia ai tifosi che giustamente ho visto tra gli altri c'era, adesso non mi ricordo che se Federico aveva già organizzato per la trasferta di Reggio Emilia e la squadra si segue al di là del risultato, questo i tifosi l'hanno dimostrato tante volte, però ecco domani serve proprio una risposta globale da parte della squadra, questo è per me la cosa importante per la partita Sì. domani. Aggiungo poi, Vai. aspetta, la domanda di Nica ci dice, potete invitare Yankto? Già da giorni Provato più volte. stiamo tentando, ma al momento non abbiamo avuto, Non abbiamo vorrei rischiare avuto denunce, riscontri ecco, positivi. soprattutto. No, noi ci proviamo, poi basta discocciarsi, sarà lui che poi nel caso Esatto. si prenderà le Sa come denunce, non trovarci. certamente noi, Sa come non trovarci. certamente noi, quindi bene. Va bene. Facciamo entrare il prossimo ospite che è appena arrivato. E allora, eccolo qua. Ciao Luca, ben trovato. Ciao Luca, ben trovato. Luca, ragazzi, buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a te Luca Cerchione, direttore di One Station. E allora ti chiedo Luca, come noi adesso abbiamo parlato tanto del Cagliari, ma parliamo un attimo di Napoli. Ti chiedo come si presenta il Napoli alla trasferta di domani a Cagliari. C'è il recupero di De Bruyne, probabilmente potrebbe essere titolare, c'è anche il rischio di McTominay titolare, Lobotka almeno per la panchina dovrebbe recuperare, insomma via via il Napoli sta recuperando le sue pedine fondamentali. Luca, allora io credo che domani possa partire titolare la coppia McTominay con il suo collega di nazionale Con al Gilmour, centro, quindi. sì, Ok. assolutamente. Dovrebbe essere questa la coppia di centrali. E poi ovviamente dovrebbero agire ai lati uno tra Spinazzola e Gutierrez e dall'altro lato Politano. E questa è già un'ottima notizia per il Napoli, il rientro di Scott McTominay. È chiaro che bisogna capire quanti minuti avrà invece Kevin De Bruyne, perché se Kevin De Bruyne ha un'oretta nelle gambe partirà titolare sotto punta, secondo me non c'è altra scelta, anche perché abbiamo visto, conosciamo la qualità del ragazzo, le conoscevamo già, ma lo abbiamo visto anche in splendida forma contro il Lecce in quel secondo tempo. E quindi a quel punto sarebbe al fianco di Alison Santos, De Bruyne, e qualora non giocasse De Bruyne, Elmas in quella posizione, giusto? Sì, se la giocano loro due. Ok, Sì. Anghissà dopo la gara insomma con Lecce mi pare che si riaccomoderà in panchina, non è ancora al 100%. No, assolutamente. È pronto per subentrare, sicuramente non è il passo per partire a titolare. Ok, Fra? Sì, pronto per entrare nella ripresa e speriamo non fare come ha fatto l'andata per i tifosi del Cagliari, chiaramente perché insomma un giocatore assolutamente dominante, assolutamente dominante. No, volevo chiedere a Luca che percezione c'è a Napoli di questo Cagliari del momento, vissuto dal Cagliari di recente, e poi insomma questa è la terza sfida tra Cagliari e Napoli in questa stagione, ma è la prima che non si giocherà al Maradona. Quali sono un po' le impressioni? Ma il Cagliari secondo me è una squadra che deve essere temuta non solo per il momento del Napoli, che anzi è in ripresa, ma perché il Cagliari va affrontato con rispetto. È una squadra ostica, non sono di certo io a dirlo, ma sono i fatti a dirlo e a confermarlo, e bisogna affrontare il Cagliari con il massimo dell'impegno, perché il Napoli sogna ancora magari di poter migliorare la propria posizione in campionato, di magari poter arrivare secondo, non si sogna lo scudetto, ma vi posso garantire che si sta lavorando per vincerle tutte.
ma per vincerle tutte c'è bisogno di concentrazione e soprattutto di stima e rispetto nei confronti dell'avversario. E il Cagliari è una squadra che merita assolutamente rispetto. Tra l'altro, Per ecco, rispetto... vai. No, 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 vai vai tu, tu, vai vai tu, tu. vai. No, era legato al fatto che comunque nel Cagliari ci sono diversi giocatori, mi viene da pensare Gaetano, mi viene da pensare Folorunso, ma mi viene da pensare anche allo stesso Seve Esposito, insomma, lo stesso Pisacane, l'allenatore, insomma, che comunque ha legame, Caprile, che era stato comunque, che arrivava dal Napoli, insomma, ci sono stati negli anni diversi passaggi di giocatore. Ecco, è un periodo del Cagliari in cui qualcosa non sta funzionando, ok? Con Sì, i diretti concorrenti non sta andando benissimo, mentre con le big è una squadra che esce fuori, che comunque ha battuto Roma, ha battuto Juventus, è andata a vincere a Torino col Toro, a Firenze con la Fiorentina, belle partite col Napoli, perché sia all'andata sia in Coppa Italia comunque non ha demeritato. Ecco che la partita di domani è una partita dove la vittoria serve a tutte e due le squadre. Perché come hai detto tu, allora secondo ragazzi, posto. Vai. no, no, dici bene Luca, io dico ad entrambi, l'importanza del Cagliari, della rosa del Cagliari, della squadra del Cagliari, la vedi dal fatto che nelle ultime 5 gare abbia raccolto solo 2 punti, 3 sconfitte e 2 pareggi, ciò nonostante resta a 30 punti, 15° posto saldo, mi sembra più 3 dalla Fiorentina, che è una squadra molto più attrezzata del Cagliari e questo ci fa capire quanto il Cagliari sia una squadra ostica. Cioè, prima di questo break negativo di 5 gare, correggetemi se sbaglio, nelle ultime 5 il Cagliari ha fatto 3 sconfitte e 2 pareggi, giusto? Sì, Non mi sto esatto. sbagliando. Ok. No, assolutamente. Nonostante questo pessimo break, il Cagliari è 15° in classifica, cioè è fuori dalla palude della zona retrocessione. Bisogna affrontare il Cagliari con rispetto, perché il Cagliari è un'ottima squadra. Se il Cagliari domani sera si ritorna a fare quello che faceva fino a qualche settimana fa, può mettere in difficoltà il Napoli. È una gara che si gioca di venerdì, è una gara che si gioca alle 18:30, è una gara che vede impegnato un Napoli che comunque è in convalescenza, perché non è che il Napoli venga da un filotto di 5 vittorie di fila contro 2 punti dei cagliaritani. No, bisogna rispettare il Cagliari per quanto fatto in toto in questa stagione e ovviamente se mettiamo sul piatto della bilancia i valori tecnici, il Napoli è 10 volte superiore al Cagliari, ma il Napoli in questa stagione ci ha dimostrato che quando non è concentrato, focalizzato sull'avversario e sull'obiettivo, possono succedere cose strane. E il Cagliari è una di quelle squadre che può mettere seriamente in difficoltà il Napoli. Fra? No, Luca, volevo chiederti una cosa, una curiosità, sinceramente, più che altro, perché il Cagliari è una delle società, delle squadre, non società, una delle squadre che ha patito maggiormente a livello di Serie A il problema degli infortuni. E l'altra che mi viene da accostare immediatamente è il Napoli, no? Perché insomma sappiamo bene quanti infortuni gravi abbia subito anche il Napoli. Ti chiedo qual è stata un po' anche la risposta dell'ambiente a tutti questi infortuni, cioè se ci si è fatti delle domande, se ci si è trovati dei responsabili per questo, insomma, perché a Cagliari, guarda, ti dico, è un tema molto dibattuto, un tema molto, molto divisivo, ecco, per usare un eufemismo. Quindi volevo sapere anche a Napoli se è uguale la situazione. È uguale la situazione, anche perché a Napoli c'è in panchina Antonio Conte che gode comunque di una stima infinita nel mondo del calcio e quindi in un certo senso non si può neanche pensare di imputare qualche errore a Mister Conte e al suo staff durante la preparazione o la gestione delle settimane di allenamento. Quindi va detto, secondo me, va chiarito che probabilmente se ci fosse stato un altro allenatore in panchina in casa Napoli sarebbe stato additato di essere il colpevole, ovviamente insieme al suo staff, di questa lunga serie di infortuni. Va detto che se è successo lo stesso anche in casa Cagliari, ragazzi, c'è poco da dire. Chi li allena sti ragazzi? Non è che è colpa dell'allenatore, è colpa dell'allenatore e del suo staff che hanno programmato probabilmente degli allenamenti troppo pesanti, non hanno gestito bene i recuperi, non hanno fatto una preparazione adeguata e poi durante la stagione si pagano le spese.
Ci sta. Bene. Sempre il Lu? solito discorso legato agli infortuni. Invece, in porta, chi giocherà in porta nel Napoli? Perché ormai c'è questo ballottaggio. L'ultimo ha giocato Meret, forse vista per la nazionale, con vista nazionale per la convocazione, oppure ci sarà quell'alternarsi. E domani tra i due chi giocherà tra Savic e Meret? Allora, Luca, ne abbiamo parlato lungamente io e te in privato. Sappiamo che la scelta di Conte ricade comunque sempre su Vanja Milinkovic-Savic. Però c'è da dire che Alex Meret stava perdendo la nazionale, probabilmente l'avrà anche persa, e quindi in vista delle convocazioni nazionali, della pausa nazionale che si terrà a fine mese, è probabile che ancora una volta verrà lanciato Alex al primo minuto. Ok, quindi giocherà Meret. E l'ultima per quanto mi riguarda su Lukaku, perché comunque anche Lukaku è Dai. uno di quei giocatori che insomma al Cagliari ha segnato diverse volte. Ci sono state anche delle problematiche, mettiamola così. Quando è venuto a Cagliari, come prosegue il suo recupero? Difficile vederlo domani magari titolare a fianco a Højlund. Cioè ormai è questo un 3-4-2-1 e Lukaku al limite subentra al posto di Højlund, o nel caso il Napoli debba recuperare il risultato con le due punte. Allora, io credo che sì, Lukaku sicuramente non è una scelta da primo minuto, ragazzi, non è pronto e non so se in questa stagione sarà mai pronto per giocare dal primo minuto, detto proprio sinceramente. Purtroppo l'infortunio è stato grave, la mole è quella che è e può entrare, può subentrare, lo abbiamo già visto a gara in corso, sì, però a partire dal primo minuto no. Può dare una grossa mano al Napoli? Sì, soprattutto a gara inoltrata quando i ritmi si abbassano, ma non più di questo. Ecco, è chiaro che in questo momento il ragazzo sì, è recuperato dal punto di vista muscolare, ma deve essere riatletizzato. Quindi comunque partirà dalla panchina, ecco, questo sicuramente. E poi Fra, col suo fisico, Assolutamente giustamente, sì. come hai detto, insomma, sì, c'è poco sicuramente. da girarci intorno, insomma, sappiamo quanto possa essere complicato. No, l'ultima anche per me, Luca, invece ti chiedo cosa il Napoli teme del Cagliari, al di là di quello che è appunto il discorso di classifica, parlo proprio in campo, cioè a livello tattico, quale può essere lo spauracchio principale del Cagliari. Non vale dire palestra. Non vale dire palestra, ok. No, Ditemi vabbè, la sto formazione. scherzando, sto No, no, e scherzando, allora ovviamente. facciamo questo gioco. Io ve lo do, però voglio sapere prima, secondo voi, la formazione titolare del Cagliari quale sarà? Beh, guarda, è complesso, però vabbè, sicuramente mancherà Obert a sinistra, quindi c'è da capire chi giocherà al suo posto. Bisognerà o adattare un destro, che quindi in questo caso potrebbe essere Zappa o addirittura Palestra, oppure provare con Rodriguez, l'uruguaiano, che è mancino, che ha fatto anche il terzino sinistro alcune volte in Uruguay, e sarebbe una scelta conservativa alla Obert, nel senso che anche in quel caso metti un ulteriore centrale sul lato. Fra, posso fare una battuta? Vai. Vai. Stai imparando da Antonio Conte a trovare scuse. Dimmi chi gioca, dimmi e io ti dico. La verità è che non lo so, la verità vera è che allora, non lo so. Orientativamente. Non lo so perché, guarda, di solito le ultime partite le abbiamo beccate tutte le formazioni di Pisacane, Ok, perché erano anche se abbastanza ne sbagliamo, leggibili. cioè, ovviamente siamo noi gli allenatori, Stavolta invece il fatto che a sinistra sei senza giocatori perché hai squalificato Obert e Idrissi che si è rotto il crociato è molto particolare come risposta. Quindi io così ti direi Palestra, ma secondo me Palestra resterà davanti perché non ce lo vedo sinceramente Pisacane schierare tre attaccanti o comunque insomma Foloruncio, Esposito e Chilixoi davanti contro il Napoli, e quindi secondo me giocherà Rodriguez a sinistra. Allora io vi dico una cosa, occhio a tutti gli ex Napoli, compreso quello che non è un ex Napoli ma è un napoletano di fatto, che è Esposito, perché è ovvio che questi ragazzi non abbiano ricevuto un trattamento all'altezza della situazione.
e quindi potrebbero comunque avere il dente avvelenato. Molto bene. Ok? Gaetano, Molto bene. Folorusso, Esposito, Caprile. Occhio Insomma, anche a queste sono le Caprile, partite. Occhio a Caprile, che potrebbe fare un'altra delle sue grandi prestazioni. Staremo a vedere, staremo a vedere. Io temo molto il Cagliari, sono sincero. E, lo sapete, ogni volta che vengo qua, soprattutto quando siamo noi a venire in Sardegna, il Cagliari è una squadra ostica e non lo scopriamo oggi. Oggi nel Cagliari ci sono diversi calciatori un po' disillusi dal Napoli e quindi questo potrebbe creare qualche problemino. Bene, può essere una visione, ci sta assolutamente. È anche una speranza, Luca. E comunque il Cagliari ha necessità comunque di fare i punti, di riprendere un po' quel ritmo che aveva avuto a gennaio, anche perché è vero, tu hai detto, sono 30 punti, hai 6 punti di vantaggio sulla Cremonese che ha cambiato allenatore, però le partite sono 9 e tu sai bene che salire è molto difficile, ma scendere un attimino, se non trovi quell'equilibrio è un attimo. E quindi, detto che la Fiorentina comunque è in recupero, il Torino è in recupero, fondamentalmente c'è Cremonese, Lecce, Cagliari e punto. Ma il Cagliari sta Fondamentalmente. sopra, ragazzi. Il Cagliari sta sopra a queste squadre qui. Cioè, Certo, sì, fondamentalmente come potenziale sì, però la testa conta molto, perché la sconfitta di Pisa, diciamo che era completamente inaspettata, Luca, ti dico questo. sì, Non questo è doveva vero. essere una Questo è vero. passeggiata, però perdere No. 3-1 in quella Allora, maniera, insomma. Lu, sta succedendo la stessa cosa a noi ad Ischia. Quando tu guardi la classifica e sei lontano dall'idea di poter retrocedere, forse affronti le avversarie, le dirette concorrenti o quelle più giù di te immischiate in quella lotta lì con un piglio diverso. Ti deve venire, allora, per salvarti, ti deve venire quella cattiveria, quella fame e anche quella paura che ti genera appunto la cattiveria di cui sopra. Quando tu sei sereno, poi succede che arriva quel blocco lì di 5 partite in cui fai 2 punti. Questo è. Ma adesso che il Cagliari sta annusando il pericolo, il Cagliari cambierà registro. Non sarà contro il Napoli? Ok, ma il Cagliari cambierà registro. Bene, Speriamo. Speriamo che tu abbia ragione, caro Luca. Nel caso, sicuramente una birra pagata ce l'hai quando verrai in Sardegna. Al Va contrario, bene? ecco, viceversa, se dovessi avere torto vi offro la cena, ma sono sicuro di non avere torto. Io le mie Va idee bene. retrocesse le ho già, ma le ho da inizio stagione, devo essere sincero, stanno lì, quindi non ho alcun dubbio. Anche quando la Fiorentina era più giù, sinceramente non mi sono mai preoccupato più di tanto. ci sta assolutamente. Va bene, Luca, grazie. va bene. Grazie come a voi, sempre. grazie a voi, quando volete, sempre a disposizione. Un abbraccio e buon lavoro. Alla prossima. Bravo, ci aggiorniamo. Buona Ciao Luke. ciao. Ciao. Eccoci qua, perfetto, ci siamo. Very, very good. Ok. Abbiamo avuto anche appunto come sempre il contributo da Napoli per avere uno sguardo su quello che è appunto il momento della squadra di Conte. Però io continuo a dirti, Lu, al di là di chiunque sia l'avversario di domani del Cagliari, il Cagliari deve pensare al Cagliari, poi Sì, beh, certo. poco da fare c'è, Sì, utilizzando una costruzione molto sarda sì. di questa frase, volutamente, insomma. Certo. Era una citazione dotta. Quindi, Assolutamente, sono più che d'accordo. Bisogna pensare a se stessi, dare una risposta, ripeto, prima ancora che alla gente, alla propria gente, bisogna dare una risposta anche a se stessi, proprio come squadra, come gruppo, come... È una citazione dei Simpson, bravo. Tracada, non lo freghi mai. Mitico. No, dicevo, devi dare una risposta di orgoglio a te stesso, perché il Cagliari visto col Pisa è stato un incubo per tutti, ma io credo per gli stessi giocatori. Io non penso che... Allora, Marco, sinceramente non saprei
se il settore ospiti sarà in vendita per i locali, non so. L'altra volta avevano fatto così perché probabilmente avevano bisogno di aprire, perché avevano richieste di un po' dappertutto. Non so come sia la biglietteria domani, devo essere sincero, è un tema che a me di base non entusiasma particolarmente e che dalla società non ci hanno fatto sapere nulla, quindi magari poi tu oggi, Lu, visto che andrai in conferenza stampa, chiedo. Chiedi un po' tutta Com'è l'evoluzione. Assolutamente. Così poi magari lo diciamo stasera, perché appunto prima di chiudere ricordiamo il leggerissimo programma delle dirette di stasera in serie. Prima Fanta 131 alle 17? 17:30. 17:30. 17:30. 17:30 che si chiude entro le 18:15 18:15. live. Esatto. 18:30 a Peritorres, Torres. 19:15 la vigilia di Cagliari-Napoli. Quindi, insomma, una serata abbastanza full, abbastanza ricca di impegni e niente, quindi nel caso se tu riesci ad avere queste info le diciamo. Chiedo. Sì, esatto. Capito? Chiedo. Le diciamo poi. Ve lo facciamo sapere stasera. Esatto. Va bene? Va bene. No, il commento dell'Europa League. Ciao, manca la scelta di gusto. A che ora giocano peraltro? Alle 21, mi pare. Okay. Mi pare di sì, perché l'altra volta era alle 18, quindi dovrebbe essere Europa League. Fammi vedere. Penso alle 21 però. Sì, alle 21, esatto. Beh. Quindi uno dietro l'altro. Facciamo una live reaction di Roma Bologna. Ma anche no, guardate, ve lo dico, io vi stimo, vi voglio bene, però insomma, anche no. Esatto, alle 21 proprio il Coco in trasferta con Tigre, Fiorentina e Pesti di Cava. Certamente, sicuramente non mi priverò di questa esperienza, certamente. Tra l'altro oggi c'è il mio programma preferito, posso dirlo? Qual è? Pechino Express. Ah sì? Sì. Non sono un fan, super fan, sì. Non so, chiaramente non l'ho mai visto in diretta. Come gli anziani guardi la televisione. Perché giustamente sono quel cibo, quelle zone, dico, tanto non le vedrò mai, quindi almeno me le guardo in TV, mi fanno ridere, mi fanno passare quelle 2 ore e mezzo, perché ormai è diventato lunghissimo, infatti non lo guardo mai in diretta, ma sempre in replica, perché così poi vado avanti. E qui no, stasera mi guarderò Roma-Bologna perché ci può stare andarla a vedere. Vediamo un po'. Bene, io guardo se c'è qualche documentario sui pinguini. Esatto. Un documentario sul bene. rock anni 70 sarebbe Esatto. meglio. Spettacolo. Sarebbe meglio. Quindi. Bene, va bene, no, e prepararmi. grazie ragazzi per essere stati con noi oggi, per essere stati con noi anche nei giorni scorsi. È stata insomma una settimana per i tifosi del Cagliari certamente non banale, però insomma spero che vi abbiamo tenuto compagnia nel modo migliore possibile, grazie anche poi di tutti i vari spunti, ripeto, tipo oggi, insomma, che abbiamo potuto affrontare anche qualche cosa che va un po' oltre il mero discorso del campo. Anche se poi anche di tutti questi problemi sociologici, tutti questi discorsi, ripeto, andrebbero fatti degli approfondimenti che Esatto. no, non in questa sede, ecco. Certo. Però effettivamente è sempre bene, appunto il dibattito è sempre utile perché poi apre la mente un po' a tutti, no? A tutti, chiunque abbia un pensiero, un'opinione, insomma, parlarne con educazione, con rispetto, come si fa spesso, quasi sempre, su questi canali, insomma, è certamente una cosa positiva. Quindi ci vediamo stasera, ragazzi, 17:30, 18:30, 19:15, per chi se le vuole seguire tutte e tre. E nulla. A breve ci sarà la conferenza stampa di Fabio Pisacane, quindi lasciamo Luca perché deve andare in conferenza e quindi ci vediamo stasera. Ciao ragazzi, buona giornata. Invece ci rivediamo lunedì alle 10. Dalle 10. Esatto. Ciao. Andiamo a sigla. Ciao a tutti. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in
c'è voglia di notizia. Storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.